Buongiorno a tutti. Avete visto che oggi il nostro governatore ha deciso di intervenire sulle pagine del giornale di Vicenza per criticare gli amministratori come noi, rei di essere preoccupati perché il nostro ospedale, l'ospedale di Sant'Orso, diventerà un hub provinciale per il coronavirus e perché soprattutto per questo motivo noi rischiamo di perdere tutti gli altri reparti. Ecco, Zaia è confuso. Zaia ha detto delle bugie che sicuramente sono delle potenti inesattezze. Forse non sa che cosa sta dicendo. Ha detto che dobbiamo stare tranquilli perché ha riaperto il punto nascita. Cosa sta dicendo? Noi abbiamo sempre avuto a Sant'Orso il punto nascita, abbiamo sempre avuto un'ostetricia, una ginecologia, abbiamo avuto un centro d'avanguardia come il centro di terapia intensiva neonatale che ci invidiano tutti. Cosa sta dicendo? Poi ne ha detto una più grossa, ha detto che adesso sta potenziando il pronto soccorso. Ecco, vorrei ricordarvi che quest'estate il primario del pronto soccorso ha detto, ha urlato, abbiamo un solo medico di notte per un territorio di 180.000 abitanti, siamo in emergenza clinica. Sono andato a vedere gli ultimi dati, al 15 febbraio, a Sant'Orso dovrebbero esserci 21 medici del pronto soccorso, ce ne sono 7 ospedalieri e 4 delle cooperative. Ecco, Zaia che dice che potenzia il pronto soccorso, che cosa ha fatto oggi? Ecco, oggi hanno deciso di chiudere anche il pronto soccorso di Sant'Orso, che diventerà solo un punto di primo intervento. Non so se capiamo la gravità. Allora, quando il governatore dice che noi non dobbiamo fargli perdere tempo, allora lasciatemi dirgli che è non legittimo ma necessario che gli amministratori siano preoccupatissimi per quello che sta succedendo, preoccupatissimi per il presente e preoccupatissimi per il futuro. Perché presente perché questa decisione porterà via tutti i reparti essenziali dell'ospedale di Sant'Orso. E Sant'Orso non è Bassano, non è Bassano che è vicino a Castelfranco o che è vicino a Cittadella. Sant'Orso è un cul-de-sac. Cosa significa perdere cardiologia? Ce lo dice un medico che 2 giorni fa ha detto: guardate, oggi è arrivato qua un uomo giovane che ha subito un infarto. Grazie al cielo era ancora aperta la sala endodinamica e siamo riusciti ad operarlo con un'angioplastica coronaria di emergenza e lo abbiamo salvato. Se avesse dovuto andare a Bassano sarebbe morto. Ecco, hanno deciso di chiudere anche questa sala, hanno deciso di chiudere la cardiologia che finirà a Bassano. E quindi dico a Zaio, altro che fare perdere tempo, se noi non ci ponessimo queste domande saremmo degli irresponsabili. Allora chiedo al governatore che cosa succederà, visto che ha detto che il picco sarà a metà aprile, questo durerà quindi probabilmente mesi, a una persona di Posina se avrà un infarto fra una settimana. Che cosa succederà a una persona di Sant'Antonio del Pasubio se avrà un infarto la prossima settimana? E poi la preoccupazione vivissima per la nostra comunità, perché noi sì vogliamo curare, ma vogliamo curare tutti. Noi sì sappiamo che è giusto fare fronte a questa straordinaria e terribile emergenza, ma sappiamo anche che ogni cittadino della nostra comunità non può essere privo per le prossime settimane dei servizi sanitari essenziali ed è quello che in seguito alla vostra scelta succederà ed è drammatico. Siamo infine legittimamente preoccupati per il futuro, perché di voi, classe dirigente veneta, non ci fidiamo più. Non ci fidiamo più perché avevamo 3 ospedali e avete chiuso male, avevamo 2 ospedali, avete deciso di farne uno a Sant'Orso, ma di farlo con il Project Finanzi. E su quel bilancio sono milioni di euro ogni anno che pesano, che vengono tolti dalla sanità e dalla tutela della salute. Non ci fidiamo più e molti di noi erano contrari alla fusione per incorporazione con Bassano della riforma sanitaria veneta e abbiamo visto quanti servizi abbiamo perso, servizi territoriali che sono in caduta libera, a Schio abbiamo addirittura dovuto subire la chiusura del centro di salute mentale. Per cui è legittimo che gli amministratori di questo territorio temano che una volta spostati i rapporti a Bassano
molti di questi non ritornano più. Quindi basta creare questa confusione, basta sfruttare la logica dell'emergenza per far accettare qualcosa che è inaccettabile, perché chi ha a cuore l'Alto Vicentino ritiene che questa scelta sia scellerata e che venga messa in pericolo l'esistenza e l'incolumità di nostri concittadini.